spread fra BTP e Bund, cioè la differenza di rendimenti fra i titoli italiani e quelli tedeschi, è sceso sotto la soglia dei 150 punti. Il titolo a 10 anni italiano tocca nei rendimenti il minimo record, 2,43%, quello britannico 2,47%. Da qui il titolo meglio di Sua Maestà. Il secondo titolo invece dell'agenzia ANSA di stamani ha a che fare con la scuola e con l'annuncio della ministra Giannini: aboliremo il precariato. E poi ancora naufragio in Sicilia, 24 i morti, stragi in mare come la guerra, dice l'Osservatore Romano, il quotidiano del Vaticano. Un'ecatombe senza fine. Martedì riunione tecnica Unione Europea Frontex a Roma. In 48 ore salvate 4.000 persone. Mare Nostrum sia una missione multinazionale, dice il capo di Stato Maggiore della Marina Militare. Questi i primi titoli dell'agenzia ANSA di stamani. Ma noi parliamo d'altro, anzi oggi vorrei anche proporvi due articoli diversi, diversissimi, antitetici. Quello di Massimo Fini, scritto il 20 agosto scorso a supporto dello Stato islamico, e invece la ripubblicazione dell'articolo di Oriana Fallaci oggi in prima pagina sul Giornale. Ma prima di tutto, su qualche quotidiano viene riportato per esteso ciò che ha fatto pervenire alla propria famiglia James Foley, il giornalista americano decapitato in Siria. Una lettera che è stata pubblicata peraltro anche sulla pagina Facebook per la liberazione di James Foley, il giornalista americano ucciso dai jihadisti. Tra l'altro sui giornali di oggi trovate dubbi sul fatto che secondo alcuni esperti il video non contiene il momento esatto in cui viene ammazzato Foley in quel modo barbaro, cioè con il coltellaccio sulla gola, ma sarebbe stato ammazzato dopo a telecamere spente, il che naturalmente cambia di poco e niente la sostanza di quel video. In ogni caso il giornalista americano ucciso dai jihadisti, ma perfino il giornale scrive: il video shock, rivelano gli esperti, è forse una messa in scena. Perché? Perché il giornalista sarebbe stato comunque ammazzato dopo e la sua testa si vede comunque sul suo corpo sdraiato per terra alla fine del filmato. In ogni caso, ammazzato prima, ammazzato dopo, mi sembra abbastanza singolare, per non dire brutta, preoccupante, questa precisazione che viene data oggi dagli organi di stampa con una certa enfasi, che il video è una messa in scena, una messa in scena che prevede comunque l'esecuzione in quel modo della vittima. In ogni caso Foley aveva scritto alla famiglia alcune lettere, tutte confiscate dagli uomini dello Stato islamico, e così aveva deciso di affidare il suo messaggio a un altro ostaggio in via di liberazione, un compagno di cella, la cui identità resta ignota, e che una volta fuori ha contattato la madre di Foley e le ha riportato queste parole. Oggi le pubblicano queste parole, in particolare il Giornale e il Quotidiano Nazionale. Cara famiglia e cari amici, questo è il messaggio sostanzialmente che Foley ha affidato al suo compagno di prigionia e che costui poi, una volta liberato, ha riferito alla madre di James Foley. Cara famiglia e cari amici, mi ricordo di quando andavo al centro commerciale con papà e dei lunghi giri in bicicletta con la mamma. Ricordo tanti bei momenti passati con la famiglia che riescono a portarmi lontano da questa prigione. Sognare la famiglia e gli amici mi riempie il cuore di felicità. So che mi pensate e che state pregando per me e io vi sono grato. Anch'io prego per voi per darmi forza e quando lo faccio vi sento vicino. In 18 anni siamo stati rinchiusi, in 18 anzi siamo stati rinchiusi in una cella, 18 persone, questo mi ha aiutato. Abbiamo avuto lunghe conversazioni su film, curiosità e sport. Abbiamo trovato il modo anche di giocare a dama e a scacchi. Tutto questo ci aiuta ad alleviare la pressione e a far passare il tempo. Ho avuto giorni buoni e altri in cui mi sono sentito più debole. Siamo felici quando qualcuno di noi viene liberato, anche se ognuno spera che tocchi a lui. Cerchiamo di incoraggiarci a vicenda. Ora ci danno da mangiare bene e tutti i giorni. Alle volte abbiamo anche tè o caffè e ho ripreso tutti i chili persi nell'ultimo anno. Penso molto ai miei fratelli e alle mie sorelle. Ricordo con allegria tutte le nostre avventure insieme. Quando giocavo al lupo mannaro al buio con Michael, quando inseguivo Matti e T attorno al bancone in cucina. Se al mio ritorno avrò ancora soldi sul conto corrente, voglio andare a trovare Michael e Matthew. Michael, Christy, sono così orgoglioso di voi, vi sono grato per questi felici ricordi di infanzia e della nostra vita da adulti. John, quanto mi piacerebbe venire a trovare te e Cress in Germania. Katie, sono così orgoglioso di te, sei la più forte di tutti noi. Ti penso mentre lavori così duramente per aiutare le persone, come infermiera.
Sono felice di aver mandato a te un SMS prima di essere catturato. Prego di essere liberato in tempo per partecipare al tuo matrimonio. Ora sto parlando come la nonna. Nonna, prendi le medicine, fai passeggiate e continua a ballare. Quando torno a casa ti porto fuori e ci beviamo un margarita. Siate forti perché ho bisogno del vostro aiuto per recuperare la mia vita. Jim, ovvero James Foley, che ha affidato questo messaggio, essendogli state sequestrate tutte le altre lettere, a un compagno di cella che poi, dopo essere stato liberato, ha contattato la mamma di Foley e le ha riportato appunto queste parole. Intanto, in Gran Bretagna, il sindaco di Londra, Boris Johnson, ha assicurato che d'ora in poi ogni cittadino britannico che viaggia in Iraq o in Siria, secondo lui, sarà considerato terrorista fino a prova contraria. Chi continua a sostenere uno Stato terrorista deve perdere la cittadinanza della Gran Bretagna, ha detto il sindaco di Londra, Johnson, il quale ha invocato una revisione delle norme per colpire i cittadini britannici che si uniscono ai jihadisti. Secondo Johnson, in questi casi, la legge dovrebbe prevedere la revoca immediata dei passaporti britannici. Alla misura si è opposto il ministro dell'Interno, Theresa May, secondo cui una decisione del genere sarebbe illegale. Il sindaco di Londra ha anche chiesto il ritorno ai control orders, ordinanze che obbligano i presunti terroristi a restare nelle loro abitazioni, da usare soprattutto per i militanti che tornano da Siria e Iraq. Tanto ieri i servizi segreti britannici, l'MI5, ha assicurato di essere vicini all'identificazione del jihadista incappucciato che ha sfoggiato un accento dell'East End londinese decapitando Foley. Il giornalista statunitense sarebbe stato ucciso a telecamere spente, hanno rilanciato ieri e riprendono oggi, come dicevamo, i giornali, questa informazione. Il primo tra i sospetti è Abdelmajed Bari, 24 anni, ma l'intelligence britannica tiene sott'occhio altri due giovani, Abu Abdullah al-Britani e Abu Hussein al-Britani, che avrebbero creato un gruppo musicale insieme al primo dei nominati, Abdelmajed Bari. Lions o Beatles si sarebbero fatti chiamare. Quest'ultimo, Abu Hussein al-Britani, è un rapper di origine egiziana i cui video erano stati mandati in onda anche dalla BBC Radio. Suo padre è un rifugiato egiziano estradato dal Regno Unito negli Stati Uniti con accuse di terrorismo e coinvolgimento negli attacchi alle ambasciate americane in Kenya e Tanzania del 1998. Si tratta spesso, secondo le fonti dell'intelligence britannica, di persone che nella loro militanza non sarebbero mosse da scritti ideologici islamisti. Secondo alcuni report dell'MI5, del servizio segreto britannico, molti tra gli jihadisti radicali non sono religiosi praticanti e spesso sono a corto di conoscenze in materia di religione. Secondo gli studi commissionati dall'intelligence britannica, i giovani britannici affascinati dal jihad sono spinti al radicalismo da povertà e disoccupazione, dalla pressione dei loro pari, da insoddisfazione e oltraggio morale più che da motivazioni religiose. Così perlomeno fa intendere il servizio segreto britannico MI5. Prima di tornare invece alle idee, ve le presento tutte e due, quelle di Massimo Fini e quelle, forse le conoscete ancora meglio, di Oriana Fallaci. Però c'è da segnalare sul Sole 24 Ore di oggi l'analisi di Alberto Negri che parte dalla Libia. Tra l'altro su Libera oggi Gianandrea Gaiani, esperto di cose militari, fa il punto sulla Libia, un paese dal quale, essendo ormai fuori controllo, salpano gli scafisti del jihad diretti in Italia. Preso l'aeroporto, i miliziani puntano Tripoli, in balia di 2 parlamenti senza poteri. Secondo i servizi segreti algerini c'è il rischio di un nuovo 11 settembre. E mentre il governo italiano traccheggia, scrive Gianandrea Gaiani oggi su Libero, gli estremisti gestiscono le tratte dei clandestini dalla Libia. Sulla Libia al collasso, invece, si sofferma, anzi proprio sulla Libia al collasso, si sofferma Alberto Negri sul Sole 24 Ore. La Libia è con un piede dentro la somalizzazione, sta diventando una Somalia, mentre con l'altro sta già affondando. Cosa sia diventata la Somalia dopo la caduta di Siad Barre nel 91 lo sanno tutti, l'emblema dell'anarchia e della destabilizzazione che ha inghiottito anche una fallimentare missione delle Nazioni Unite. Ai paesi arabi nordafricani riuniti ieri al Cairo, l'ambasciatore libico Fouad Jibril ha chiesto l'avvio di una missione internazionale sotto l'egida delle Nazioni Unite.
Non siamo in grado di proteggere istituzioni, infrastrutture e campi petroliferi, ha detto esplicitamente l'ambasciatore libico. E tantomeno siamo in grado di proteggere la popolazione, sia libica che straniera, preda di una nuova pirateria mediterranea che usa le coste come una intoccabile tortuga, scrive sul Sole 24 Ore Alberto Negri. L'ambasciatore libico è come se avesse detto, in sostanza, di rimediare di fatto a quanto è stato fatto con l'abbattimento di Gheddafi. Un paradosso, ma non troppo, se pensiamo all'Iraq e alla Siria, perché di questo si tratta. La Libia è stata proiettata dagli eventi nello sgretolamento del Medio Oriente. Gli stati arabi presenti al Cairo hanno lanciato il solito appello al dialogo escludendo un intervento. Sono parole che mascherano una realtà ben diversa. Tripoli, scrive Negri, non ha né un governo né un Parlamento, in esilio a Tobruk, 1200 km a est della capitale, e ora neanche un aeroporto, distrutto dalle brigate islamiche per sfregio agli avversari delle milizie lealiste di Zintan che lo occupavano. Mentre gli islamisti hanno riesumato il congresso generale nazionale, che doveva essere sepolto da elezioni del giugno scorso in cui i partiti musulmani erano stati sconfitti, nominando un nuovo premier filo-islamista, Omar al-Hazi. Siamo di fronte, scrive Alberto Negri, a una sorta di secessione. Il fronte anti-islamico, Mahmoud Jibril, le brigate di Zintan, il generale Haftar, intende ora dimostrare che è in corso un golpe che comprende la delegittimazione del Parlamento in esilio a Tobruk, il quale a sua volta ha nominato un nuovo capo di Stato Maggiore per riconquistare Tripoli da 1000 chilometri e passa di distanza. Non si sa con quale esercito. I cosiddetti laici vorrebbero spingere i paesi amici a schierarsi contro le brigate di Misurata alleate degli islamisti. Un'altra scelta difficile per l'Occidente, perché in questa versione della storia ci sono verità, gli islamici che stanno tentando il colpo di mano, ma anche molte ambiguità, alimentate proprio dagli pseudo-amici della disgraziata Libia, dove non ci sono angeli, ma solo molti diavoli, come afferma lo studioso Karim Mesran. Tripoli, prosegue Alberto Negri sul Sole 24 Ore di oggi, Tripoli è la capitale di un caos che prelude ad altro caos, islamico o di altro segno, sostenuto dall'esterno, destinato ad assoggettare di nuovo la popolazione. A 3 anni dal linciaggio di Gheddafi, la Libia appare quasi irrimediabilmente divisa tra est e ovest, Tripolitania, Cirenaica, in un complesso intreccio di schieramenti tra islamici, anti-islamici, lealisti ex-gaddafiani, clan e tribù, che non si sa neppure più con chi parlare. Stoico lo sforzo dell'ambasciatore italiano Giuseppe Buccino, che si ostina, unico occidentale rimasto, a tenere aperti i canali con le varie fazioni. Gli altri hanno fatto le valigie. Del resto, nemmeno i libici sanno a chi rivolgersi in un occidente latitante e quindi hanno sollecitato i paesi della regione. L'Egitto, secondo fonti americane, insieme agli Emirati Arabi, avrebbe appoggiato, con i raid aerei, le milizie del generale Haftar in Cirenaica e poi bombardato gli islamici a Tripoli. Gli egiziani hanno ribadito ieri di avere diritto a intervenire per evitare il contagio libico. Ma a queste iniziative contro le fazioni islamiche ne potrebbero seguire altre di segno opposto, trasformando la Libia in un'altra devastante guerra per procura come quella in corso da anni in Siria. Tra infiltrazioni jihadiste e interferenze di ogni tipo, la Libia, come la Somalia, può aspirare a diventare un'altra cronica zona grigia sulla mappa africana. Se per queste stesse ragioni la Francia è andata in Mali, dovrebbe tornare in Libia per rimediare ai guasti delle sue iniziative. Cosa hanno fatto europei e americani per la Libia? L'hanno lasciata scivolare nel marasma del Medio Oriente, scrive Alberto Negri oggi sul Sole 24 Ore. Nel febbraio 2011 i francesi hanno trascinato la NATO e anche noi nel raid contro Gheddafi, per poi dichiarare di aver vinto la guerra con una sfilata di Sarkozy e Cameron a Bengasi, seguita da quella dell'onnipresente premier turco Erdogan, neopresidente turco, altro brillante membro della NATO che da alcuni anni, insieme al nuovo premier Davutoglu, sta combinando disastri dalla Siria a Gaza. Dopo aver sostenuto i fratelli musulmani egiziani spazzati via dal golpe del generale al-Sisi,
Erdogan ha preso in casa i combattenti libici con l'idea di convogliarli oltre confine, insieme ad altre migliaia di estremisti, nella battaglia contro il presidente siriano Assad, un jihad i cui effetti stiamo misurando con l'avanzata del califfato. I mujahideen libici, poi la Turchia ha dovuto rispedirli a Bengasi perché erano diventati ospiti scomodi. E a questi apprendisti stregoni, foraggiati dalle monarchie del Golfo, che hanno dato retta e interesse, per convenienza e interesse, americani ed europei. Definire avventuriste queste iniziative, scrive ancora Alberto Negri, iniziative volte a dirigere a proprio piacimento le rivolte arabe, definirle avventuriste è dire poco. Francia e Gran Bretagna hanno provato a scalzare l'Italia dal suo ruolo economico primario nell'ex colonia libica, come se fosse questo l'obiettivo. Se ora la produzione di petrolio è risalita da 150.000 a 600.000 barili, non lo si deve certo a loro, mentre l'Unione Europea si è dimostrata il solito ectoplasma che ripete frasi fatte e fa nulla per frenare l'ondata di profughi. L'Europa si rifiuta di curare perfino i sintomi del male, oltre che le sue radici. Altri potrebbero farlo al suo posto, ma dopo non lamentiamoci delle conseguenze. Così Alberto Negri sul Sole 24 Ore di oggi. E se avesse ragione Putin, si domanda invece sul Secolo XIX di Genova Roberto Scarcella. Aveva ragione Putin, sì, proprio lui. Pacifista dal cuore tenero che un anno fa di questi tempi provava a commuovere gli americani con una lettera al New York Times. Vladimir Putin, accusato di invadere l'Ucraina coi carri armati, di essersi preso la Crimea con noncuranza e con forza, lo stesso che organizza le Olimpiadi ma meglio senza i gay, che imprigiona le Pussy Riot e chi canta il dissenso, e se qualcuno disgradito si butta in politica, che oligarca o blogger che sia, la porta della galera è sempre aperta. Putin il pacifista, nell'iconografia della nuova Russia, viene esibito coi muscoli in mostra come un guerriero che lotta, nuota, corre, spara, cattura tigri, ma non il dittatore Assad, perché è lui il vero amico della Siria, altro che quel folto gruppo di stati che ogni tanto si vede e decide qualcosa che poi non fa. Ma nella sostanza, al di là di come viene dipinto Putin, scrive Scarcella, e se avesse ragione lui? Mentre prima di tornare ai testi, per così dire, alle idee, c'è anche da segnalare l'articolo, l'abbiamo letto soltanto in parte stamani in rassegna stampa di Lorenzo Cremonesi, da Erbil, la capitale del Kurdistan iracheno, articolo a pagina 11 del Corriere della Sera di oggi, che dà conto dei cristiani rifugiati in Kurdistan. Non vogliamo più stare qui, basta arabi, basta Islam, dicono i cristiani dell'Iraq rifugiatisi in Kurdistan. La questione oggi è urgente, scrive Lorenzo Cremonesi. Restare in Iraq, garantiti da nuove condizioni di sicurezza e con l'intervento della comunità internazionale, oppure partire subito per sempre? Tra i quasi 500 sfollati nella scuola superiore del quartiere cristiano di Ein Kawa, a Erbil, prevalgono le voci di coloro che vorrebbero emigrare. Ci hanno messo in queste scuole, ma è un ricovero temporaneo. Tra poco cominceranno le lezioni e noi verremo spostati ancora. Dove? Tra le tende dell'ONU, nel caldo di oggi e il freddo del prossimo inverno, tra polvere e fango. Mai, meglio morire. Presto diventeremo poveracci bisognosi di tutto, esclama, tra i tanti, Michel Ben-Ham, 26enne di Karakosh. Uno studente, racconta Cremonesi, che ha dovuto interrompere i corsi all'Università di Mosul e azzarda un parallelo. Siamo diventati come i palestinesi al tempo della guerra del 48. Persero contro il nascente Stato di Israele anche perché le loro classi alte e gli intellettuali scapparono all'estero. Così per noi. Sono già emigrati i nostri medici, gli ingegneri, i benestanti, la classe dirigente. Qui restano i più poveri, i meno scolarizzati. Le nostre comunità sono decapitate dei loro leader. Suor Rama Stefu, domenicana 52enne che parla benissimo l'italiano, aggiunge: i cristiani si sentono traditi, accusano le forze militari curde di essere scappate troppo veloci di fronte all'offensiva nemica, nonostante la promessa che ci avrebbero difeso fino alla morte. Hanno poi sperato in un'apertura dei visti verso l'Europa, ma fino ad ora meno di 500 sono partiti, per lo più per Francia, Germania e Turchia, e adesso temono di essere parcheggiati all'infinito nel tedio sporco e degradante dei campi profughi. L'arcivescovo di Erbil, Bashar Wardah, interpellato dal Corriere,
non ha sminuito la questione. È vero, dice, che in passato abbiamo cercato di tenere i nostri fedeli in Iraq. Siamo una delle comunità cristiane più antiche al mondo. Non è strano che la sua Chiesa lavori per preservarla, ma oggi non è più così. Ognuno è libero di fare ciò che preferisce. Non sta a noi chiedere i visti per l'estero, ma comprendiamo le ragioni di chi vuol partire. A coloro che restano faremo di tutto per facilitare l'esistenza nei centri di accoglienza, sperando possano tornare presto alle loro case. Eppure, scrive l'inviato del Corriere, incontrando le famiglie organizzate alla meglio in bivacchi di materassi coperte e seggiole di plastica, non è difficile cogliere quanto le antiche forme di coesistenza tra cristiani e musulmani siano gravemente compromesse. A sentir loro il problema non sono tanto i fanatici del califfato arrivati con le brigate islamiche siriane o i qaedisti dall'estero. Al cuore delle paure cristiane sta la rapidità con cui il vicino di casa, il vecchio compagno di scuola, il bottegaio conosciuto da sempre, il collega di lavoro, sunniti, da un momento all'altro si sono uniti ai giovani jihadisti per rubare, irrompere nelle abitazioni, rapire donne e bambini. Questi pazzi del califfato sono soprattutto ladroni, un branco di criminali che si è voluto arricchire a nostre spese, sostiene Mufid Kudui Daoud, 37enne operaio cristiano di Karakosh. La cosa curiosa è che tra loro continuano a parlarsi per telefono. Mufid ha una storia particolarmente drammatica. I criminali si sono presi suo padre Youssef di 83 anni, assieme allo zio Salem di 80 e 3 cugine, Jacqueline di 35, Vittoria di 30, Kalima di 28. Lo incontriamo, scrive Cremonesi, che uno dei rapitori, un certo Abdallah, ha appena telefonato per dettare le condizioni del rilascio. Convertitevi all'Islam e manderemo un'auto per riportarvi a casa. Rivedrete subito i vostri cari. In caso contrario si prospetta il pagamento di un riscatto. Mufid si consulta con i 3 fratelli scappati con lui a Erbil. Assieme hanno poche centinaia di dollari. Che fare? C'è forse una speranza. Un altro vicino di casa musulmano rimasto a Karakosh, con cui si parlano per telefono quotidianamente, promette che cercherà di aiutare. Ma intanto le 3 donne sono state spostate in un altro villaggio. Occorre fare in fretta, conclude nel suo articolo oggi sul Corriere Lorenzo Cremonesi. Sono Giovanna della Mondoflex. Mondoflex. Finalmente siamo nella nuova sede di Treviolo, 5.000 metri dedicati al riposo e per festeggiare in tutti i nostri punti vendita tante nuove promozioni e saldi sui prezzi già scontati. Siamo aperti tutto il mese di agosto, vi aspetto. Mondoflex, reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Crema, Castelmella, Brescia e a Desenzano sul Garda. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita www.radiopadania.net. Nella pagina principale troverai un pulsante Donazione. Ti basta un clic e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su www.radiopadania.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Padania Libera, diamo voce alla nostra gente. Oltre ai cristiani d'Iraq, l'altra minoranza, diciamo così, fortemente, forse ancor più fortemente colpita, è quella della comunità degli Yazidi, di cui si occupa il reportage oggi di Pietro del Re su Repubblica. Baba Sheikh, gran pontefice degli Yazidi, enuncia i dolori patiti dal suo popolo con malinconica rassegnazione. I fedeli che gli stanno davanti, siano essi suoi devotissimi discepoli o emigranti rientrati da Istanbul, Berlino o Tbilisi, dopo avergli stretto la mano gli porgono il polso che lui bacia e che loro ribaciano in segno di reciproco ossequio, e dice: mai prima d'ora siamo stati vittime di tale violenza. Mai prima d'ora avevano tagliato le teste dei nostri uomini e rapito le nostre ragazze per stuprarle e venderle come schiave. Chiedo perciò al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite una risoluzione per proteggerci dall'odio islamista. Incontriamo Baba Sheikh, il pontefice degli Yazidi iracheni,
Al-Alish, piccolo borgo incastonato tra monti Petrosi e Riarsi, dove gli yazidi hanno trovato rifugio nel corso delle 73 persecuzioni subite nei millenni, se si conta anche quella delle ultime settimane, e che ospita il mausoleo dove nel XII secolo fu sepolto il loro amatissimo teologo Ali ibn Musafir, di cui nel 400 gli arabi devastarono la tomba. Nel borghetto di Al-Alish vedi donne lavare il bucato al fontanile, bambini giocare scalzi e famigliole distese all'ombra di gelsi secolari. Potrebbe sembrare un allegro quadro di un villaggio nelle montagne curde, se non fosse che i suoi figuranti sono profughi appena scampati al genocidio jihadista. Questi, tra virgolette, fortunati non affollano i campi di Zako o di Duhok, assieme alle decine di migliaia di altri yazidi fuggiti prima da Sinjar, poi dai monti che sovrastano la città, conquistata dalle squadracce del califfato. Qui sono arrivate circa 70 famiglie, nel loro luogo più santo, meta del pellegrinaggio devozionale, al quale sono chiamati tutti gli yazidi, sia pure in altre circostanze. Il tempio ha un aspetto fiabesco, con curiosi tetti conici alla cui cuspide sventolano fettucce di seta, con l'alto rilievo di un inquietante serpente nero sulla destra del portale principale e col pavimento ricoperto da pietre biancastre levigate da chissà quanti milioni di piedi scalzi. L'interno è disadorno, spiazzante, perché le colonne sono rigonfie di coloratissimi panni di seta annodati, e perché la frore delle lucerne, dove ha bruciato olio d'oliva, impregna ogni cosa. Le sale più stravaganti, per un luogo di culto, sono quelle dove l'olio è conservato in grossi bidoni di plastica, con al loro fianco decine di anfore spaccate e annerite, ma religiosamente sistemate per ricordare dov'era un tempo stivato il loro sacro combustibile. In una di queste sale, la nostra guida ci mette in mano uno scampolo di juta, spiegandoci che se riusciremo a centrare con gli occhi chiusi un gradino a 3 metri da terra, allora verrà esaudito un nostro desiderio. Stupisce anche questo gioco per una religione così antica e così appartata, che mischia sincreticamente zoroastrismo, manicheismo, ebraismo e cristianesimo delle origini con una spruzzata di elementi sciiti e sufi. 10 giorni fa, racconta ancora l'inviato di Repubblica, Pietro Del Re, la stampa internazionale aveva erroneamente dato per distrutto il tempio di Al-Alish dalle truppe dello Stato islamico. Notizia infondata, poiché siamo nel cuore del Kurdistan iracheno e poiché la settimana scorsa si è recato in visita a Baba Sheikh perfino l'inviato del Papa, il cardinale Ferdinando Filoni. Ma da Erbil nessun giornalista aveva avuto modo di verificare o smentire l'autenticità della notizia, tutti occupati a coprire la controffensiva dei Peshmerga curdi contro lo Stato islamico, la battaglia della diga di Mosul e l'inarrestabile flusso di profughi verso il Kurdistan. Ora la Mecca degli yazidi, o la loro basilica di San Pietro, dista soltanto un paio d'ore di macchina dalla capitale della provincia autonoma di Erbil. Il mese prossimo, per via dei recenti massacri, le annuali feste religiose non saranno celebrate, come accade già da qualche anno, da quando il mostro islamista ha cominciato a funestare gli yazidi facendo esplodere autobombe per le strade di Sinjar. Baba Sheikh, pontefice degli yazidi, ci riceve in una stanza fresca, con ogni parete occupata da solenni divani e dove a terra è steso un soffice tappeto color crema. Indossa una tunica bianca stretta in vita da una sciarpa nera, in testa un copricapo a forma di aureola. Accarezzando la lunga barba ben pettinata dice: «Il cardinale Filoni mi ha assicurato che racconterà a Papa Francesco e ai membri del governo italiano le nostre sofferenze. Chiediamo solo un posto protetto dove vivere in pace, ma senza l'aiuto della comunità internazionale il mio popolo sarà costretto a emigrare all'estero ed è verosimile che tra pochi anni di noi, della nostra cultura, della nostra religione, non rimarrà più nulla». Speriamo che qualcuno lo ascolti, conclude l'inviato di Repubblica, dando conto della presa di posizione del gran pontefice degli yazidi, Baba Sheikh, che chiede l'intervento del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. E intanto sul giornale di oggi Gianni Calessin fa il punto del quadro geopolitico che vede in primo piano per la giornata di ieri la Siria, la mossa del presidente Assad per salvarsi, così la interpreta Michalessin, aiutiamo gli Stati Uniti contro lo Stato islamico, è la presa di posizione del presidente siriano, fino a poco tempo fa possibile destinatario di una guerra per buttarlo giù
per farlo fuori. Il suo esercito è in difficoltà, lo Stato islamico controlla la zona di Raqqa e così la Siria apre a operazioni nei suoi confini, a patto di coordinarle, scrive Gian Michalessin su Il Giornale. Damasco avrebbe di nuovo un ruolo chiave nella lotta al terrorismo. Un anno fa il segretario di Stato americano Kerry aveva invece definito il presidente siriano Assad il nuovo Hitler, niente meno. Un anno fa di questi tempi, ricorda Michalessin, le bombe e i missili americani minacciavano di far traballare il regime di Bashar al-Assad e aprire ai suoi nemici la strada per Damasco. Oggi le stesse bombe e gli stessi missili potrebbero diventare la panacea per fermare l'avanzata dello Stato islamico e restituire alla Siria la sovranità su vaste regioni minacciate dalle offensive degli uomini del califo Abu Bakr al-Baghdadi. A farlo capire, senza troppi giri di parole, ci ha pensato il ministro degli esteri siriano Walid al-Muallim, spiegando che la Siria sarebbe pronta a consentire azioni militari della Gran Bretagna e degli Stati Uniti sul proprio territorio, a patto di un preventivo pieno coordinamento col governo siriano. La collaborazione potrebbe prendere le mosse da quella risoluzione dell'ONU, la 2170, che prevede sanzioni contro i gruppi jihadisti in Siria e Iraq. L'apertura non è di poco conto. Il ministro Muallim, uno degli uomini chiave del regime, legato a doppio filo sia al presidente Bashar al-Assad sia a suo padre, Hafez al-Assad, è stato anche ambasciatore negli Stati Uniti, dove mantiene tutt'oggi contatti importanti. Durante la crisi dell'agosto 2013, segnata dalla minaccia di un intervento americano, è stato uno degli artefici dell'accordo per la distruzione delle armi chimiche siriane mediato da Vladimir Putin. A un anno di distanza, questo ministro, incaricato da sempre di tenere le fila degli spinosi, complessi intrecci politico-diplomatici intessuti da Russia e Stati Uniti sull'asse siriano, prepara un'altra mossa, una mossa chiave per la sopravvivenza e il rafforzamento del regime di Bashar al-Assad. Cesellando un accordo con gli Stati Uniti, Muallim cancellerebbe 10 anni di politica americana e restituirebbe alla Siria quel ruolo di paese perno della lotta al terrorismo jihadista occupato fino al 2003. La mossa garantirebbe anche la definitiva riabilitazione di un presidente, Bashar al-Assad, definito un anno fa nuovo Hitler dal segretario di Stato americano John Kerry. L'eventuale piroetta diplomatico-militare sarebbe relativamente strabiliante, visto che solo 4 anni fa il segretario di Stato americano non aveva avuto alcun problema ad accettare l'invito a cena del nuovo Hitler in un ristorante di Damasco. L'offerta di Muallim va comunque analizzata anche alla luce delle crescenti difficoltà incontrate sul terreno dall'esercito siriano. Nelle ultime ore le forze di Damasco hanno dovuto ritirarsi dalla base aerea di Takba, regalando allo Stato islamico il quasi totale controllo dei territori intorno a Raqqa, capoluogo e capitale politico-militare del versante siriano del califfato. La caduta di Takba, arrivata dopo la perdita di altre 2 basi, sancisce la supremazia tattica di uno Stato islamico che può contare sull'esperienza di centinaia di veterani integralisti tempratisi sui fronti più caldi dello jihadismo, dall'Afghanistan alla Somalia, dall'Algeria alla Cecenia. Grazie a questo nucleo di veterani, agli armamenti razziati negli arsenali iracheni e alle ingenti risorse finanziarie, l'esercito del nuovo califfato è in grado di resistere sia ai raid dell'aviazione siriana, sia alle azioni pianificate dai generali dei pasdarani iraniani d'intesa con le milizie kurde e sciite di Hezbollah, impiegate come forze di controguerriglia. La battaglia per la base di Takba, la più sanguinosa delle 4 offensive lanciate in meno di una settimana dalle forze jihadiste sul fronte siriano, è costata la vita ad almeno 340 combattenti jihadisti e oltre 170 militari siriani. E a questo punto io vorrei proporvi, al di là del punto, adesso poi ci torniamo anche con qualche altro elemento di cronaca, 2 riflessioni antitetiche, senza commento e senza aggiungerci una parola in più. Qualcuno magari se l'è già letta, qualcun altro ne ha sentito solo parlare perché è stata citata dai giornali, l'articolo di Massimo Fini comparso sul Fatto Quotidiano del 20 agosto. E poi quello di Oriana Fallaci, pubblicato all'indomani dell'11 settembre 2001, ripubblicato oggi in prima pagina su Il Giornale. Cominciamo con quel che ha scritto Massimo Fini, poi ciascuno ci troverà, diciamo così, anche magari qualcosa di ciò che sente dire intorno, o meno, intorno nella propria cerchia stretta, meno stretta o
a livello di cultura generale, chiamiamola così. Ma è mai possibile, ha scritto il 20 agosto scorso Massimo Fini, è mai possibile che in Italia, appena uno pone una questione un po' seria, anche se scomoda, debba essere sommerso dal coro di indignazione bipartisan, come sta capitando al deputato 5 Stelle Alessandro Di Battista, definito abominevole, pericoloso, ignorante, nemico interno e perfino minchione, come gli ha detto Francesco Merlo su Repubblica. Eppure Di Battista, scrive Massimo Fini, 20 agosto scorso, Di Battista affronta un nodo cruciale per capire la nascita, la crescita e l'affermarsi del radicalismo islamico. Di fronte a un nemico invisibile o irraggiungibile perché ti bombarda con robot teleguidati da migliaia di chilometri di distanza o con caccia che senza una contraerea non possono essere colpiti, cosa resta a una resistenza? O subire passivamente o darsi al terrorismo. Stato islamico uguale resistenza. La questione non è nuova, scrive Massimo Fini, e prende il nome di guerra asimmetrica, che si ha quando la sproporzione tecnologica degli armamenti fra due contendenti è tale che uno può colpire e l'altro solo subire o opporsi col proprio corpo. Tutte le guerre occidentali degli ultimi anni sono state asimmetriche e hanno incoraggiato, anzi imposto, metodi terroristi ai nostri avversari. La prima fu in Afghanistan. Gli afghani storicamente non sono mai stati terroristi, scrive Massimo Fini, e tantomeno kamikaze. Il terrorismo è estraneo alla loro tradizione, sono guerriglieri, che è cosa diversa. Nel 2006 ci fu un'importante riunione fra i comandanti talebani e il mullah Omar. I comandanti dissero pressappoco al loro leader: guarda che noi non possiamo combattere solo con le tecniche della guerriglia. Come ingaggiamo uno scontro, arrivano i bombardieri della NATO e per un nemico che uccidiamo perdiamo 15 uomini. Non è possibile andare avanti così. Questo avrebbero detto pressappoco, scrive Fini, i comandanti al mullah Omar, i talebani. Chiesero quindi al mullah l'autorizzazione a utilizzare anche il terrorismo. Il mullah Omar, sulle prime, era contrario per due motivi. Perché appunto il terrorismo è estraneo alla cultura afghana e a lui, custode fanatico della tradizione del suo paese, la cosa non piaceva. Il secondo motivo era molto più pragmatico. L'attentato terrorista, anche se mirato a obiettivi militari o politici, provoca inevitabilmente anche vittime civili e a tutto avevano interesse i talebani tranne che a inimicarsi la popolazione sul cui appoggio si sostengono, ma alla fine dovette cedere di fronte all'evidenza. Nacque così, racconta Fini, il terrorismo afghano. Noi oggi ci scandalizziamo per la ferocia dei guerriglieri dell'ISIS, che chiamiamo terroristi perché tutti coloro che ci combattono sono, ai nostri occhi, terroristi, solo noi non lo siamo. Guerriglieri dell'ISIS che mozzano le teste ai nemici e uccidono anche i bambini, che li seppelliscono vivi. Mi sembra una leggenda propagandistica, tipo quella d'Antan che voleva che i comunisti mangiassero i bambini. Ma nella prima guerra del Golfo, 1990, scrive ancora Massimo Fini, i bombardamenti americani hanno ucciso 160.000 civili. Fonti del Pentagono, che non sono meno bambini dei curdi o dei bambini curdi e sciiti o dei nostri bambini, perché bambini compresi, 32.195 bambini morti nella prima guerra del Golfo, ma nessuno in Occidente si scandalizzò. Se devo scegliere in questa guerra degli orrori, scelgo quelli dell'ISIS, scrive Massimo Fini, perché perlomeno il guerrigliero si implica personalmente, mentre il pilota che telecomanda il drone da Nellis nel Nevada non corre alcun rischio e dopo aver fatto la sua bella strage se ne torna a casa dove la sua linda mogliettina americana gli ha preparato una cenetta. Ci scandalizziamo oggi per la persecuzione degli yazidi. Gli yazidi, sia pur di religione sufi, sono curdi iracheni e per 10 anni la Turchia e Saddam Hussein in combutta fra loro hanno massacrato i curdi iracheni e quindi anche gli yazidi. La prima col pieno appoggio degli americani, che hanno sempre temuto che l'indipendentismo curdo iracheno innescasse quello dei curdi di Turchia, loro grande alleata nella regione. In Turchia i curdi sono 12 milioni. Il secondo foraggiato direttamente dagli Stati Uniti, che gli fornirono anche le famose armi di distruzione di massa in funzione anti-iraniana e appunto anti-curda.
ma in Occidente tutti facevano orecchio da mercante. Quando ci fu, nel 1989, la strage nel villaggio di Halabia, 5.000 curdi gasati in un sol colpo, diedi la notizia sull'europeo, ma nessuno, almeno in Italia, la riprese. Saddam era un amico. Nel suo excursus storico, tutt'altro che scombiccherato come scrive Merlo, Di Battista ricorda che è dal 1920 che gli occidentali, prima gli inglesi e i francesi, poi gli americani, fanno il bello e il cattivo tempo in Medio Oriente e altrove. Proprio l'Iraq è una creazione cervellotica degli inglesi che nel 1930 misero insieme in uno Stato 3 comunità che non avevano niente a che vedere fra loro, curdi, sunniti e sciiti. Ma rimaniamo a tempi più recenti. Sono 15 anni che l'Occidente democratico è all'attacco del mondo arabo-musulmano. Nel 2001 c'è stata l'invasione e l'occupazione dell'Afghanistan, che ha provocato una guerra che dura da 14 anni, la più lunga degli ultimi secoli, e un numero di vittime civili incalcolabile. Incalcolabile in quanto non calcolato, perché degli afghani, non essendo arabi né cristiani o ebrei, si può fare carne di porco. I talebani, dopo aver sconfitto i signori della guerra e posto fine alla guerra civile, avevano riportato l'ordine e la legge, sia pure una dura legge, nel paese. Ma i talebani non erano democratici e quindi andavano spazzati via. Nel 2003, scrive ancora Massimo Fini, c'è stata l'invasione e occupazione dell'Iraq, che ha provocato direttamente o indirettamente dai 650 ai 750.000 morti. Ma Saddam, che avevamo sostenuto per 20 anni, era un dittatore che non ci piaceva più. L'Iraq doveva diventare democratico. Dopo che gli americani se ne sono andati, è scoppiata la guerra civile tra sunniti e sciiti. C'erano centinaia di morti alla settimana, però la cosa ai sensibili democratici occidentali non interessava più. Eppure è proprio da quella situazione combinata col conflitto siriano che nasce l'ISIS, una sorta di internazionale del radicalismo islamico, dove, oltre a iracheni e siriani, convergono libici, libanesi, somali e anche europei. Ma della pericolosità dell'ISIS i democratici occidentali impegnati in altri affari non si sono resi conto. Io la denunciavo già in un articolo sul Fatto del 21 giugno. Guerra in Iraq, trappola per l'Occidente. Le teste d'uovo occidentali e anche Papa Bergoglio se ne sono accorte solo un paio di settimane fa. Nel 2006-2007 s'avvia a concludere Massimo Fini l'articolo sul Fatto Quotidiano del 20 agosto scorso. Nel 2006-2007 c'è stato l'attacco per interposta Etiopia alla Somalia, dove le corti islamiche, una sorta di talebani africani, avevano sconfitto i signori della guerra locali e, come in Afghanistan, riportato l'ordine e la legge, sia pur una dura legge, in quel paese. Ma le corti non erano democratiche, dovevano essere eliminate. Ora la Somalia è in piena guerra civile. Nel 2011 c'è stato l'attacco alla Libia del dittatore Gheddafi, con cui avevamo fornicato fino al giorno prima, ma bisognava portare la democrazia anche in quel paese e adesso la Libia è nel caos più totale. Il fatto è, conclude Massimo Fini, che l'Occidente democratico, dopo aver sconfitto i totalitarismi del Novecento, è diventato a sua volta totalitario e pretende di esportare i propri valori, la propria way of life e soprattutto il proprio modello economico in tutto l'universo mondo. È quello che in un libro fortunato ho chiamato il vizio oscuro dell'Occidente. Ed è proprio questa pretesa di omologazione universale, questa pressione ossessiva, militare, economica, ideologica, culturale, perché la donna musulmana deve assimilarsi a quella occidentale, eccetera, che evoca un radicalismo islamico che reagisce con un ideologismo altrettanto totalitario. Anche un musulmano moderato, a furia di sentirsi incalzato dall'Occidente, diventa un estremista. In quanto alla maestrina, Francesco Merlo, grande esperto di geopolitica, benché non si sia mai letto un suo reportage dall'estero, vorrei che ci spiegasse perché definire i curdi, gli sciiti e i sunniti, 3 comunità profondamente diverse da loro, sia un errore da matita blu. Attendiamo ulteriori lezioni. Massimo Fini, Il Fatto Quotidiano, 20 agosto scorso. E adesso andiamo invece alla prima pagina del giornale di oggi, dove si ripubblica ciò che aveva scritto Oriana Fallaci all'Indomani
dell'attentato alle Torri Gemelle. Leggete queste righe, scrive oggi il giornale, come fossero un saggio scritto ieri e avrete una valida analisi dei fatti di attualità degli ultimi giorni. Ma le righe che seguono sono state scritte da Oriana Fallaci non in queste ore, ma all'indomani dell'11 settembre 2001, dopo l'attacco alle Torri Gemelle. Parole scritte con rabbia, con l'intensità di cui lei era capace, scrive oggi il giornale introducendo appunto ciò che scrisse Oriana Fallaci, un coraggio che dette fastidio a chi preferiva non intendere le sue ragioni, perciò oggi il giornale ha deciso di ripubblicare un estratto dei suoi scritti sul rapporto tra Islam e Occidente, che si possono leggere in versione integrale nei libri editi da Rizzoli. Sono anni che come una Cassandra mi sgolo a gridare Troia brucia, Troia brucia. Sono anni che ripeto al vento la verità sul mostro e sui complici del mostro, cioè sui collaborazionisti che in buona o cattiva fede gli spalancano le porte, scriveva Oriana Fallaci. Come nell'Apocalisse dell'Evangelista Giovanni, questi collaborazionisti si gettano ai piedi del mostro e si lasciano imprimere il marchio della vergogna. Incominciai con la rabbia e l'orgoglio, continuai con la forza della ragione, proseguii con Oriana Fallaci, intervista a se stessa, e con l'Apocalisse. I libri, le idee per cui in Francia mi processarono nel 2002 con l'accusa di razzismo religioso e xenofobia, per cui in Svizzera chiesero al nostro ministro della giustizia la mia estradizione in manette, per cui in Italia verrò processata con l'accusa di vilipendio all'Islam, cioè reato di opinione. Libri, idee, per cui la sinistra al caviale e la destra al foie gras e anche il centro al prosciutto mi hanno denigrata, vilipesa, messa alla gogna insieme a coloro che la pensano come me, cioè insieme al popolo savio e indifeso, che nei loro salotti viene definito dai radical chic plebaglia di destra, e sui giornali che nel migliore dei casi mi opponevano farisaicamente la congiura del silenzio. Ora appaiono titoli composti coi miei concetti e le mie parole: guerra all'Occidente, cultura della morte, suicidio dell'Europa, sveglia Italia sveglia. Continua la fandonia dell'Islam moderato, la commedia della tolleranza, la bugia dell'integrazione, la farsa del pluriculturalismo, e con questa il tentativo di farci credere che il nemico è costituito da un'esigua minoranza e che quella esigua minoranza vive in paesi lontani. Beh, il nemico, scriveva Oriana Fallaci, non è affatto un'esigua minoranza e ce l'abbiamo in casa. Ed è un nemico che a colpo d'occhio non sembra un nemico. Senza la barba, vestito all'occidentale e secondo i suoi complici, in buona o in malafede, perfettamente inserito nel nostro sistema sociale, cioè col permesso di soggiorno, con l'automobile, con la famiglia. E pazienza se la famiglia è spesso composta da 2 o 3 mogli, pazienza se la moglie o le mogli le fracassa di botte, pazienza se non di rado uccide la figlia in blue jeans, se ogni tanto suo figlio stupra la 15enne bolognese che col fidanzato passeggia nel parco. È un nemico che trattiamo da amico, che tuttavia ci odia e ci disprezza con intensità. Un nemico che in nome dell'umanitarismo e dell'asilo politico accogliamo a migliaia per volta, anche se i centri di accoglienza straripano, scoppiano e non si sa più dove metterlo. Un nemico che in nome della necessità, ma quale necessità? La necessità di riempire le strade coi venditori ambulanti e gli spacciatori di droga? Invitiamo anche attraverso l'Olimpo costituzionale. Venite cari, venite, abbiamo tanto bisogno di voi. Un nemico che le moschee le trasforma in caserme, in campi di addestramento, in centri di reclutamento per i terroristi e che obbedisce ciecamente all'imam. Un nemico che in virtù della libera circolazione, voluta dal Trattato di Schengen, scorrazza a suo piacimento per l'Eurabia, sicché per andare da Londra a Marsiglia, da Cologna a Milano o viceversa, non deve esibire alcun documento. Può essere un terrorista che si sposta per organizzare o materializzare un massacro. Può avere addosso tutto l'esplosivo che vuole. Nessuno lo ferma, nessuno lo tocca. Un nemico, scriveva ancora Oriana Fallaci, che appena installato nelle nostre città o nelle nostre campagne si abbandona alle prepotenze ed esige l'alloggio gratuito o semigratuito, il voto, la cittadinanza, tutte cose che ottiene senza difficoltà. Un nemico che ci impone le proprie regole e i propri costumi,
che bandisce il maiale dalle mense delle scuole, delle fabbriche, delle prigioni, che aggredisce la maestra o la preside perché una scolara ben educata ha gentilmente offerto al compagno di classe musulmano la frittella di riso al marsala, cioè col liquore, e attenta a non ripetere l'oltraggio. Un nemico che negli asili vuole abolire, anzi abolisce, il presepe e Babbo Natale, che il crocifisso lo toglie dalle aule scolastiche, lo getta giù dalle finestre degli ospedali, lo definisce un cadaverino ignudo messo lì per spaventare i bambini musulmani. Un nemico che in Inghilterra si imbottisce le scarpe d'esplosivo onde far saltare in aria il jumbo del volo Parigi-Miami. Un nemico che ad Amsterdam uccide Theo Van Gogh, colpevole di girare documentari sulla schiavitù delle musulmane, e che dopo averlo ucciso gli apre il ventre, ci ficca dentro una lettera con la condanna a morte della sua migliore amica. Il nemico, infine, per il quale trovi sempre un magistrato clemente, cioè pronto a scarcerarlo, e che i governi europei, non si tratta di un errore, voglio proprio dire europei e non europei, non espellono neanche se è clandestino. Apriti cielo se chiedi qual è l'altra civiltà. Cosa c'è di civile in una civiltà che non conosce neanche il significato della parola libertà? Che per libertà, hurria, intende emancipazione dalla schiavitù. Che la parola hurria la coniò soltanto a fine Ottocento per poter firmare un trattato commerciale, che nella democrazia vede Satana e la combatte con gli esplosivi, le teste tagliate, che dei diritti dell'uomo, da noi tanto strombazzati e verso i musulmani scrupolosamente applicati, non vuol nemmeno sentire parlare. Infatti rifiuta di sottoscrivere la Carta dei diritti umani compilata dall'ONU e la sostituisce con la Carta dei diritti umani compilati dalla Conferenza Araba. Apriti cielo, anche se chiedi cosa c'è di civile, scriveva ancora Oriana Fallaci, pubblica oggi in prima pagina Il Giornale, in una civiltà che tratta le donne come le tratta. L'Islam è il Corano, cari miei, comunque e dovunque, e il Corano è incompatibile con la libertà, è incompatibile con la democrazia, è incompatibile con i diritti umani, è incompatibile col concetto di civiltà. La strage toccherà davvero anche a noi? La prossima volta toccherà davvero a noi? Oh sì, non ne ho il minimo dubbio, non l'ho mai avuto e aggiungo, non ci hanno ancora attaccato in quanto avevano bisogno della landing zone, della testa di ponte, del comodo avamposto che si chiama Italia. Comodo geograficamente perché è il più vicino al Medio Oriente e all'Africa, cioè ai paesi che forniscono il grosso della truppa. Comodo strategicamente, perché a quella truppa offriamo buonismo e collaborazionismo, coglioneria e viltà. Ma presto si scateneranno, scriveva Oriana Fallaci. Molti italiani non ci credono ancora. Si comportano come i bambini, per cui la parola morte non ha alcun significato, o come gli scriteriati, cui la morte sembra una disgrazia che riguarda gli altri e basta. Nel caso peggiore, una disgrazia che li colpirà per ultimi. Peggio, credono che per scansarla basti fare i furbi, cioè leccarle i piedi. L'Eurabia ha costruito la panzana del pacifismo multiculturalista, ha sostituito il termine migliore col termine diverso, differente. Si è messa a blaterare che non esistono civiltà migliori, non esistono principi e valori migliori, esistono solo diversità e differenze di comportamento. Questo ha criminalizzato, anzi criminalizza, chi esprime giudizi, chi indica meriti e demeriti, chi distingue il bene dal male e chiama il male col proprio nome. Che l'Europa vive nella paura e che il terrorismo islamico ha un obiettivo preciso, distruggere l'Occidente, ossia cancellare i nostri principi, i nostri valori, le nostre tradizioni, la nostra civiltà. Ma il mio discorso è caduto nel vuoto. Perché? Perché nessuno, o quasi, l'ha raccolto. Perché anche per lui i vassalli della destra stupida e della sinistra bugiarda, gli intellettuali e i giornali e le TV, insomma i tiranni del politically correct, hanno messo in atto la congiura del silenzio, hanno fatto di quel tema un tabù. Nell'Europa soggiogata, scriveva ancora Oriana Fallaci, il tema della fertilità islamica è un tabù che nessuno osa sfidare. Se ci provi finisci dritto in tribunale per razzismo, xenofobia, blasfemia. Ma nessun processo liberticida potrà mai negare ciò di cui essi stessi si vantano, ossia il fatto che nell'ultimo mezzo secolo i musulmani siano cresciuti del 235%, i cristiani solo del 47%,
che nel 96 fossero 1 miliardo e 483 milioni, nel 2001 1 miliardo 624 milioni, nel 2002 1 miliardo 657 milioni. Nessun giudice liberticida potrà mai ignorare i dati forniti dall'ONU che ai musulmani attribuiscono un tasso di crescita oscillante tra il 4,6 e il 6,4% all'anno, i cristiani solo l'1,4%. Nessuna legge liberticida potrà mai smentire che proprio grazie a quella travolgente fertilità, negli anni 70 e 80, gli sciiti abbiano potuto impossessarsi di Beirut, spodestare la maggioranza cristiano-maronita. Tantomeno potrà negare che nell'Unione Europea i neonati musulmani siano ogni anno il 10%, che a Bruxelles raggiungano il 30%, a Marsiglia il 60%, e che in varie città italiane la percentuale stia salendo drammaticamente, sicché nel 2015 gli attuali 500.000 nipotini di Allah da noi saranno almeno 1 milione. L'Europa non c'è più, scriveva ancora Oriana Fallaci. C'è l'Eurabia. Cosa si intende per Europa? Una cosiddetta Unione Europea che nella sua ridicola e truffaldina Costituzione accantona, quindi nega, le nostre radici cristiane, la nostra essenza. L'Unione Europea è solo il club finanziario che dico io, un club voluto dagli eterni padroni di questo continente, cioè dalla Germania e dalla Francia. È una bugia per tenere in piedi il fottutissimo euro e sostenere l'anti-americanismo, l'odio per l'Occidente. È una scusa per pagare stipendi sfacciati e esenti da tasse agli europarlamentari che, come i funzionari della Commissione Europea, se la spassano a Bruxelles. È un trucco per ficcare il naso nelle nostre tasche e introdurre cibi geneticamente modificati nel nostro organismo, sicché, oltre a crescere ignorando il sapore della verità, le nuove generazioni crescono senza conoscere il sapore del buon nutrimento e insieme al cancro dell'anima si beccano il cancro del corpo. La storia delle frittelle al Marsala, scriveva ancora Oriana Fallaci, offre uno squarcio significativo sulla presunta integrazione con cui si cerca di far credere che esiste un Islam ben distinto dall'Islam del terrorismo, un Islam mite, progredito, moderato, quindi pronto a capire la nostra cultura e a rispettare la nostra libertà. Virgilio, infatti, ha una sorellina che va alle elementari e una nonna che fa le frittelle di riso come si usa in Toscana, cioè con un cucchiaio di Marsala dentro l'impasto. Tempo addietro la sorellina se le portò a scuola, le offrì ai compagni di classe. Tra i compagni di classe c'è un bambino musulmano. Al bambino musulmano piacquero in modo particolare, così quel giorno tornò a casa strillando tutto contento: «Mamma, me le fai anche te le frittelle di riso al Marsala? Le ho mangiate stamani a scuola e...» Apriti cielo. L'indomani il padre di detto bambino si presentò alla preside col Corano in pugno. Le disse che aver offerto le frittelle col liquore a suo figlio era stato un oltraggio ad Allah e dopo aver preteso le scuse la diffidò dal lasciar portare quell'immondo cibo a scuola. Cosa per cui Virgilio mi rammenta che negli asili non si erige più il presepe, che nelle aule si toglie dal muro il crocifisso, che nelle mense studentesche si è abolito il maiale. E poi si pone il fatale interrogativo: ma chi deve integrarsi, noi o loro? Il declino dell'intelligenza, conclude Oriana Fallaci, è il declino della ragione e tutto ciò che oggi accade in Europa, in Eurabia, ma soprattutto in Italia, è declino della ragione, scrive con la R maiuscola Oriana Fallaci. Prima d'essere eticamente sbagliato, è intellettualmente sbagliato. Contro ragione. Illudersi che esista un Islam buono e un Islam cattivo, ossia non capire che esiste un Islam e basta, che tutto l'Islam è uno stagno e che di questo passo finiamo con l'affogar dentro lo stagno. Tutto ciò è contro ragione. Non difendere il proprio territorio, la propria casa, i propri figli, la propria dignità, la propria essenza è contro ragione. Accettare passivamente le sciocche, ciniche menzogne che ci vengono somministrate come l'arsenico nella minestra è contro ragione. Assuefarsi, rassegnarsi, arrendersi per viltà o per pigrizia è contro ragione.
assuefarsi, rassegnarsi, arrendersi, morire di sete e di solitudine in un deserto sul quale il sole di Allah brilla al posto del sol dell'avvenire. Tutto ciò è contro ragione. Perché non si può purgare l'impurgabile, censurare l'incensurabile e correggere l'incorreggibile? Ed anche dopo aver cercato il pelo nell'uovo, paragonato l'edizione della Rizzoli con quella dell'UCOI, l'Unione delle Comunità Islamiche, qualsiasi islamista con un po' di cervello ti dirà che qualsiasi testo del Corano tu scelga, la sostanza non cambia. Le sure sulla jihad, intesa come guerra santa, rimangono. Così le punizioni corporali, così la poligamia, la sottomissione, anzi la schiavizzazione della donna, così l'odio per l'Occidente, le maledizioni ai cristiani e agli ebrei, cioè ai cani infedeli. Così Oriana Fallaci, oggi ripubblicata in prima pagina sul Giornale, ma non si può fare a meno a questo punto anche di recuperare, l'abbiamo già citata un paio di volte, la integriamo anche con altre dichiarazioni che sono state raccolte da Lorenzo Cremonesi in un caso e dall'altra parte da Luca Geronico su Avvenire, ciò che ha detto l'arcivescovo di Mosul, Emil Nona, 46enne arcivescovo di Mosul, che non è più potuto rientrare nella sua città presa dall'esercito dello Stato islamico e che ha assistito al fatto che l'esercito e la polizia irachena sono scappati. La gente ha avuto paura, è iniziato l'esodo di massa, i cristiani sono fuggiti e l'ISIS, lo Stato islamico, è entrato a Mosul senza fare una battaglia. Ha raccontato ad Avvenire il 12 agosto scorso l'arcivescovo di Mosul Emil Nona. Hanno pubblicato un editto che dice o vi convertite all'Islam o pagate la tassa o andate via, non c'è stata alcuna mediazione, è pulizia etnica e insieme pulizia religiosa. La base di tutto questo, aveva detto esplicitamente ad Avvenire l'arcivescovo di Mosul, è la religione islamica stessa. Nel Corano ci sono versetti che dicono di uccidere i cristiani, anzi tutti gli altri infedeli. La parola infedele nell'Islam è una parola molto forte, spiega l'arcivescovo Nona, arcivescovo di Mosul. L'infedele per l'Islam non ha una dignità, non ha un diritto. A un infedele si può fare qualsiasi cosa, ucciderlo, renderlo schiavo, tutto quello che l'infedele possiede, secondo l'Islam, è un diritto del musulmano. Non è un'ideologia nuova, è un'ideologia basata sul Corano stesso. Queste persone rappresentano la vera visione dell'Islam. Non si può fermare l'esercito dello Stato islamico se la comunità internazionale non smette di usare i musulmani in politica. L'Islam è una religione diversa da tutte le altre religioni. Quando si usa l'ideologia islamica, il risultato sono questi fondamentalisti. Si possono fermare o con la guerra o scovando dove sono i fondi che finanziano questi gruppi. Si deve ripensare completamente la politica internazionale. Sono 3 anni che in Siria la politica usa questi gruppi. Sono anni che avviene in Egitto, in Tunisia, in Somalia, in Afghanistan. Ci sono paesi che finanziano in modo molto aperto questi gruppi. La comunità internazionale non dice niente perché questi paesi hanno risorse petrolifere. Se si fosse risolto all'inizio il problema siriano, non avremmo avuto questi gruppi in Iraq. Soprattutto, concludeva l'arcivescovo di Mosul, Emil Nona, intervista ad Avvenire il 12 agosto scorso, soprattutto i politici occidentali non capiscono cosa vuol dire l'Islam. Pensano che sia un pericolo solo per i nostri paesi. Non è vero. Sono un pericolo, questi dell'esercito islamico, dello Stato islamico, l'Islam, sono un pericolo per tutti, per voi occidentali ancor più di noi. Verrà un tempo di cui vi dovrete pentire di questa politica. Il confine di questi gruppi è tutto il mondo. Il loro obiettivo è di convertire con la spada o di uccidere tutti gli altri. Così Emil Nona, arcivescovo di Mosul, il quale aveva dichiarato pochi giorni prima, 2 giorni prima di questa intervista, al Corriere della Sera del 10 agosto, le nostre sofferenze di oggi sono il preludio di quelle che subirete anche voi, europei e cristiani occidentali, nel prossimo futuro, dice Emil Nona, l'arcivescovo caldeo di Mosul che è fuggito a Erbil.
L'unico modo per fermare l'esodo cristiano dai luoghi che ne videro le origini in epoca pre-islamica è rispondere alla violenza con la violenza, alla forza con la forza. Monsignor Nona è un uomo ferito, addolorato ma non rassegnato, scriveva Lorenzo Cremonesi raccogliendo queste parole. Ho perso la mia diocesi, dice l'arcivescovo di Mosul. Il luogo fisico del mio apostolato è stato occupato dai radicali islamici che ci vogliono convertiti o morti, ma la mia comunità è ancora viva. Per favore, dice, ben contento di incontrare la stampa occidentale, per favore cercate di capirci. I vostri principi liberali e democratici qui non valgono nulla. Occorre che ripensiate alla nostra realtà in Medio Oriente, perché state accogliendo nei vostri paesi un numero sempre crescente di musulmani. Anche voi siete a rischio, dovete prendere decisioni forti e coraggiose, a costo di contraddire i vostri principi. Voi pensate che gli uomini sono tutti uguali, continua l'arcivescovo di Mosul, Emil Nona. Ma non è vero, l'Islam non dice che gli uomini sono tutti uguali. I vostri valori non sono i loro valori. Se non lo capite in tempo, diventerete vittime del nemico che avete accolto in casa vostra. Queste sono le testuali parole dell'arcivescovo di Mosul raccolte da Lorenzo Cremonesi. Non c'è da aggiungere, credo, molto, per la verità, ma a livello di indicazioni, diciamo così, quotidiane per le letture dai quotidiani di oggi, vi segnalo ancora su Italia Oggi l'articolo di Gianfranco Morra dedicato all'Islam. Dove c'è l'Islam quasi ovunque c'è la guerra, che è sempre guerra di religione. In nessun paese islamico c'è razzismo in quanto basato sulle razze o gruppi etnici. Il nemico non è il nero o il giallo, ma semplicemente l'infedele. E le terribili stragi e decapitazioni avvenute in Iraq hanno sconvolto i paesi occidentali. La loro angoscia è comprensibile, visto che gli ideali del mondo cristiano sono pace, democrazia, rifiuto della pena di morte, ma si tratta di un'angoscia anche superficiale e frutto di ignoranza, scrive Gianfranco Morra su Italia Oggi. Dove c'è Islam, quasi dovunque c'è la guerra, che è sempre guerra di religione, come indica la parola jihad, che significa lotta per far trionfare la Sharia, cioè l'unica vera legge / fede. Si pensi allo sterminio degli yazidi. In nessun paese arabo esiste il razzismo. Il nemico non è il nero e il giallo, ma l'infedele che non va ucciso per motivi etnici, ma religiosi, in quanto, adorando un altro Dio, bestemmia il vero Dio. Tutti gli uomini sono uguali se credono in Allah. La tesi, ripetuta anche nei giardini del Vaticano, che le 3 religioni bibliche hanno un solo Dio, per un islamico è un'offesa alla religione. Per l'Islam il pluralismo religioso è una peste, la tolleranza è limitata e pagata dai dhimmi, cioè dagli schiavi, dai non islamici, è una concessione. C'è un solo ecumenismo, Allah è Allah e Maometto è il suo profeta. Occorre distinguere, scrive ancora Morra, l'integralismo islamico non ha dovunque la stessa intensità, ci sono paesi dove c'è minore fanatismo e fondamentalismo, ma nessun islamico può ammettere quelle conquiste della civiltà occidentale che sono la libertà di culto, la separazione fra Stato e religione, il primato della coscienza e la possibilità di scelta fra religioni diverse, l'emancipazione della donna. Tutto ciò per l'islamico non è progresso, ma corruzione. Tanto per i poveri miliziani quanto per il ricchissimo re Faisal dell'Arabia Saudita, un paese che ha accolto tutte le scoperte e le tecnologie della modernità, ma nulla dello spirito occidentale. Nessuna Costituzione, perché basta il Corano, divieto dei luoghi di culto non islamici, pena di morte per apostasia, adulterio, omosessualità, carcere per chi detiene simboli di altre religioni come la Bibbia o la croce, cittadinanza riservata agli islamici, emarginazione della donna obbligata al velo ed esclusa dalla guida dei veicoli, rigida sorveglianza sul rispetto della Sharia da parte del Ministero per la propaganda della virtù e la prevenzione del vizio, tutto ciò in Arabia Saudita. L'Islam moderato è un puro non senso, scrive ancora Gianfranco Morra.
è la democrazia che appare estranea alla tradizione islamica, o meglio, ad ogni area culturale non permeata dai principi cristiani. Alcune civiltà come India e Giappone ne hanno assunto alcuni elementi, mentre nei paesi islamici rimangono marginali e poco sentiti. La cosa è comprensibile, visto che il fondamento del liberalismo e della democrazia sono i diritti naturali dell'uomo, definiti nella civiltà europea da Antigone a Kant, e la distinzione tra Dio e Cesare, due principi del tutto assenti nell'islamismo e senza i quali la democrazia è impossibile. L'unità di fede e politica, prosegue Gianfranco Morra su Italia Oggi, l'unità di fede e politica è il fondamento di tutta la civiltà islamica e appare oggi in forte ripresa anche in quei luoghi dove la colonizzazione occidentale aveva mitigato l'integralismo islamico. Non mancano le prove. La cacciata o eliminazione di alcuni dittatori come Saddam, Gheddafi, Mubarak non ha portato quei popoli alla democrazia, ma alla lotta tribale in nome dell'integralismo islamico. La stessa Turchia, ritenuta da sempre il più occidentale dei paesi islamici, vede oggi al potere due uomini di forte fondamentalismo religioso. Alla presidenza della Repubblica Erdogan, che ha sempre più accentuato tendenze fondamentaliste e autoritarie, e il premier da lui designato Davutoglu, che è un sunnita intransigente propugnatore del neo-ottomanesimo. Quei paesi, conclude Morra, non vogliono né la democrazia, né il pluralismo religioso, né il dialogo, né la collaborazione tra i popoli, ma cercano, proprio in base al Corano, di realizzare degli stati integralmente islamici. L'Occidente dovrebbe sapere, come lo sa Israele, che la guerra con l'Islam non cesserà mai. La guerra è lo stato normale che consente l'espansione del Corano dal territorio islamico, Dar al-Islam, nel mondo degli infedeli, Dar al-Harb, cioè territorio di guerra. Essa può essere interrotta solo da una tregua, la Hudna, mai da una pace definitiva. Anche qui la soluzione non può essere quella indicata dalla superficialità di Obama, né quella dei paesi europei che da decenni si stanno riempiendo di islamici, non esclusi terroristi e tagliagole. Il problema oggi non è quello di esportare insieme globalizzazione economica e democrazia politica, è quello indicato da due grandi storici della civiltà. Samuel Huntington, già nel 96, ammoniva: la cultura occidentale è minacciata da gruppi, operanti al suo interno, islamici immigrati che rifiutano l'assimilazione e continuano a praticare e propagare valori, usanze e culture delle proprie società d'origine, scriveva Samuel Huntington. Per evitare o almeno ridurre lo scontro fra le civiltà, non serve la chimera di un paese multiculturale, occorre accettare la diversità e difendere la propria tradizione, scriveva Huntington nel libro Lo scontro delle civiltà, nel capitolo conclusivo intitolato Guerra di civiltà e ordine delle civiltà. E per concludere c'è anche da segnalare la lettura utile del breve articolo di Giulio Meotti in prima pagina sul Foglio di Giuliano Ferrara, a colloquio con il filosofo e commentatore Roger Scruton. L'assassinio di James Foley è il prodotto del multiculturalismo inglese, sostiene il filosofo britannico. E non facciamo in tempo adesso, ma poi magari lo recuperiamo. Se non l'avete ancora recuperato, magari anche via internet, se riuscite a farlo, è un'ottima lettura anche il pezzo pubblicato oggi dal quotidiano comunista, Il Manifesto, è firmato da Jean Ping, ex ministro degli esteri del Gabon, ex presidente della Commissione dell'Unione Africana, che racconta quella che il Manifesto riassume nel titolo come la danza macabra intorno a Gheddafi, la falsa diplomazia che in realtà mirava nient'altro che all'eliminazione di Gheddafi. Adesso noi ci salutiamo e lo facciamo nel segno della musica, come sempre, anche in relazione a un appuntamento che richiama al mito. Sapete che cos'è il mito? Con la M e la T maiuscola. È una specie di festival tra Milano e Torino musicale, quest'anno dedicato a Johannes Brahms, M.V. Brahms, Amate Brahms è il titolo il titolo del mito di quest'anno. Però a Brahms chi non vuole aspettare il mito può rivolgersi a Locarno, alla chiesa di San Francesco,
in Ticino, nella Svizzera, nel vicino Ticino, in Svizzera, appunto, a Locarno, alla chiesa di San Francesco, giovedì, il direttore e compositore ungherese Ivan Fischer, insieme alla Budapest Festival Orchestra, proporrà, diciamo così, due sinfonie di Brahms e altri pezzi brahmsiani. Noi ci limitiamo ad ascoltarne solo un estratto dal primo concerto per pianoforte di Johannes Brahms, proprio con la Budapest Festival Orchestra diretta da Ivan Fischer. Si esibiscono giovedì a Locarno alla chiesa di San Francesco. Buon ascolto.